Una cisterna è collassata e sono stati sversati 5.000 litri di acido cloridrico. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata nella sede dell'Electrolux in via Foresto Est a Susegana. Una parte della sostanza che ha raggiunto il piazzale ha letteralmente corroso l'asfalto. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Treviso, Conegliano, Mestre e il nucleo NBCR. Un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi, spiega Augustin Breda, RSU Electrolux. Decisamente è un incidente grave, non si può sminuire, il fatto che ci siano state conseguenze non può non porre il problema di una maggiore attenzione e controllo a queste cisterne, perché lo sversamento è avvenuto a causa di una corrosione della cisterna stessa, probabilmente dovuta al tempo, e quindi anche di conseguenza un controllo non adeguato. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area, è rimasta transennata per tutta la giornata. L'asfalto è stato lavato con sostanze particolari, un intervento che è durato parecchie ore. Dopo che sarà completata la messa in sicurezza di tutto, capiremo il perché di questo incidente e soprattutto il fatto che ci sia stata una distrazione così importante su un impianto, diciamo, anche se esterno, non interno del lavoratore, anche se esterno, eccetera, ma che poteva avere conseguenze molto più gravi di quelle che ha avuto. Fortunatamente, spiega Breda, ha funzionato la vasca di raccoglimento che ha contenuto lo sversamento all'interno dei recipienti preposti, solo una piccola parte fuoriuscita. La fortuna è che non ha toccato le falde, e lo sversamento non è arrivato al vicino fossato che porta poi sul vicino torrente, e quindi le acque non sono state inquinate, però insomma non si può vivere sempre di fortuna. Sul posto anche i carabinieri di Conegliano.